I due ragazzini si scagliano contro un uomo cinquantenne colpevole di aver tentato di difendere la donna che li aveva redarguiti. Calci, pugni, una violenza inaudita. Tutto perché i due minorenni, 15 e 17 anni, che sfrecciavano a folle velocità in bicicletta nel vicolo Rialto, erano stati sgridati dalla donna che chiedeva loro di rallentare per non investire bambini e persone. La reazione è quella che vedete. Noi eravamo dentro il negozio, abbiamo sentito delle urla e soprattutto dei colpi alle vetrine perché hanno scaraventato i bidoni delle immondizie e si sono lanciati proprio addosso a quest'angolo della vetrina e si può vedere poi anche dalle nostre telecamere di sorveglianza e noi siamo usciti direttamente e abbiamo chiamato la vigilanza visto che abbiamo il collegamento ovviamente essendo una gioielleria e poi è in collegamento con le forze dell'ordine. Urla che sono state sentite da più commercianti che sono usciti dai locali per cercare di bloccare i due minorenni che si erano accaniti contro l'uomo. Ragazzini davvero violenti, ci hanno raccontato. Sì, sì, e soprattutto paura di niente, soprattutto con i poliziotti, con la gente più grande, cioè sono calmati quando hanno visto che eravamo io e altri due o tre, il doppio di loro, ma paura di niente proprio. Fra le persone accorse anche Gino Balbinot, ex appartenente alla questura. Io l'ho bloccato da dietro tenendo le braccia di questo ragazzino, proprio ragazzino era, e a un certo punto si è girato verso di me minacciandomi addirittura mollami altrimenti. Il più grande, che ha ferito anche due agenti di polizia, è stato arrestato. Ragazzini che non hanno rispetto per le regole e nemmeno per le divise. È incredibile vedere delle persone che reagiscono in quel modo con la presenza di istituzioni che si stavano comportando in maniera assolutamente consona all'incarico. Io credo che siano cambiati sicuramente ormai le regole di ingaggio, ma una spropositata violenza, tra l'altro inutile nei confronti di poliziotti che in quel momento stanno solo cercando la verità dei fatti, è qualcosa che rimando alla maleducazione generale di queste persone. Ma la situazione, ci raccontano i commercianti, è sempre più difficile. E il problema più che altro riguarda sabato pomeriggio perché la gente non è assolutamente tranquilla di passeggiare qua per il centro, soprattutto questa zona di Piazza Borsa che è veramente invivibile. In questo momento c'è bisogno da parte nostra una fermezza che permetta a questa città di continuare a vivere per quello che tutti vogliono, una serenità che sta mancando e sta cominciando a diventare preoccupante per tutti.